Il tempo di un'intervista, una pausa per mettere ordine fra le idee e le emozioni. Quei 22 mesi sotto il segno di Covid che hanno sconvolto il mondo hanno segnato anche lei. Sandra Marchelle, caposala, esperienza trentennale in rianimazione e quel paradosso che non riesce a spiegarsi. Siamo con 2 semi-intensive aperte, 2 rianimazioni, 4 reparti di malattie infettive, diciamo medici, a bassa intensità e dobbiamo dirlo, la maggior parte dei pazienti non è vaccinata. Cioè il 90% stiamo lavorando per i non vaccinati. Vorrei che la gente capisse che siamo sempre gli stessi eroi di una volta. Questa volta senza gli applausi però. Esatto. Ci rimani male, ma non importa. Poi lo capiscono, l'hanno capito tutti, chi più chi meno. Omicron ha solo scalzato Delta, il virus corre, infesta. Qui però non c'è spazio per l'errore. Ci si veste e sveste ad ogni ingresso in stanza. Disciplina, rigore per sé e per gli altri. È la sanità pubblica, tra normalità ed emergenza. I colleghi di Sandra? Loro sono dei guerrieri per me, perché io sono qui anche che cerco di aiutarli al massimo perché li vedo la fatica, sono distrutti, ma distrutti fisicamente, c'è un lavoro fisico intenso, sono pazienti da gestire nei bisogni primari e quindi aiutarsi a lavarsi, girarli, cambiarli, pronarli, mettergli il supporto ventilatorio con la maschera, toglierla, rimetterla, qua si fanno dei turni massacranti, io non ho orari. Dei pazienti io sto male quando magari devo mandarli in rianimazione perché magari vengono intubati qua, allora li tieni la mano perché vedi la paura negli occhi. Ha ancora voglia di fare questo lavoro dopo 30 anni? Ma sì che ho voglia, perché se no non starei qua anche 12 ore al giorno. Cioè mi porta avanti questa passione per il mio lavoro.